Le condizioni di Giorgio Miatello, il pensionato 89enne massacrato secondo l'accusa dalla figlia Diletta, migliorano. L'uomo però non è ancora in grado di parlare con gli inquirenti. Al suo capezzale lo scorso 31 dicembre si sono presentati il PM Marco Brusegan e il medico legale. Il magistrato era pronto a sentire l'89enne, ma doveva ottenere il via libera dal medico legale Rafi El Mazzoum. Via libera che però non è arrivato. Dopo la visita, infatti, il dottore ha stabilito che l'uomo non può ancora reggere la tensione di un interrogatorio che è stato quindi rimandato a data da destinarsi. La testimonianza del padre è evidentemente fondamentale nel quadro accusatorio che vede nella figlia Diletta, rinchiusa nel carcere veronese di Montorio, accusata dell'omicidio della madre Mariangela Sarto e del tentato omicidio del padre. Domani, inoltre, si svolgeranno i funerali di Mariangela Sarto nel Duomo di San Martino di Lupari. In paese sono state diffuse anche le epigrafi che non riportano il nome della figlia Diletta. La tua morte, in attesa e rapida, si legge, lascia un gran vuoto in tutti coloro che ti amarono, seguito poi dal ricordo del marito Giorgio, la figlia Chiara e i nipoti. Domani quindi il saluto a Maria Angela, una donna che i vicini descrivevano come sensibile e taciturna, che parlava poco ma che aveva gli occhi sofferenti per una figlia Diletta con cui i dissidi erano sempre più pressanti.